dottor Rigoli, mi permetto, anche per dare un'immagine che sia corretta di quello che è il mondo tamponi. I tamponi non è che sono stati inventati per il coronavirus, esistono da decenni. Primo. 2. Le macchine per i tamponi esistono da decenni. 3. Noi avevamo tutte le nostre microbiologie attrezzate per i tamponi prima del coronavirus. Siamo andati in difficoltà perché? Perché le macchine, evitiamo di dire le aziende, le macchine diciamo che per la maggiore hanno rimpinguato tutte le nostre microbiologie del Veneto. A un certo punto ci hanno tirato giù l'interruttore e ci hanno detto basta reagenti. Ce ne abbiamo macchine ferme che ad oggi non hanno reagenti, giusto? Bisogna dirle queste robe. Questo ci insegna anche un'altra roba, che non si possono più comprare macchinari se non si ha la garanzia totale della fornitura ad libitum di reagenti. E purtroppo questa notizia noi l'abbiamo avuta nel picco, forse i primi di marzo hanno cominciato a dirci che non ci mandavano più reagenti, o meglio ce ne mandavano la quota dei tempi di pace, che vuol dire niente. Cioè, i tempi di pace fai cosa? Lo steco per morbillo, cosa si fa? La mononucleosi, quelle robe lì. Sì, roba. Questo è bene chiarirlo. Noi abbiamo macchine che non stanno lavorando perché non ci sono i reagenti in Veneto, e tante anche. Chi è che doveva farmi la domanda? Domande? Filippo. Ecco, prima si parlava della Movida e lei ha letto appunto una lettera di una ragazza di Padova. Una delle tante. Una delle tante. Allora, ieri il sindaco e il prefetto di Padova si sono particolarmente imbizzarriti e hanno usato parole forti a Padova, come lei sa. C'è stato addirittura un arresto, insomma, in seguito a queste vicende. Il sindaco di Padova ha detto che le invierà gli atti per eventuali provvedimenti di carattere straordinario relativi a questa situazione ed eventualmente a un'applicazione dell'ordinanza anche in chiave sanzionatoria, in chiave punitiva. Lei finora ha moltiplicato gli appelli, ha puntato sulla moral suasion, però insomma sembra che forse gli appelli non sono del tutto... Allora guarda Filippo, l'ordinanza prevede già, perché lo prevede il decreto, l'ammenda, no? La multa, che va da 400 euro a 3.000 euro. Quindi l'elevazione della multa la fa chi controlla, che può stabilire 400, 800, 1.000, 3.000, quello che ritiene, fino a 3.000 euro. Non è un'invenzione della Regione, ma è scritta nel decreto. Ogni infrazione relativa al coronavirus, alle ordinanze di PCM o decreti, viene punita da 400 a 3.000 euro, punto. Quindi noi diciamo non abbiamo altro potere discrezionale se non dire ai controllori che hanno la facoltà di applicare queste multe. Dall'altro tiro, io sono quello che ha preteso che chi va con le Havaianas in montagna paghi l'elicottero quando andiamo a riportarlo a casa. Non vi nego che ho anche detto ma perché fare le multe? All'inizio ho detto anche questo, ma perché fare le multe? Dati, nomi e cognomi e poi vediamo l'accesso in ospedale, no? Si paga la cura in ospedale, perché se uno si infetta e si è fatto beccare senza mascherina alla Movida vuol dire che... Però questo non è praticabile, noi abbiamo giustamente una sanità universalistica che garantisce e quindi non è praticabile. Io dico che ci vuole senso di responsabilità, è inutile che facciamo la... Poi penso anche che scatti un meccanismo negativo, perché se comincia ad essere una storia di guardie e ladri non finiamo più, perché poi c'è sempre chi vuole dimostrare, è come i ragazzi che si facevano i selfie sulle rotaie in attesa del treno, cioè io non sono per la persecuzione e per lo stato di polizia. I ragazzi devono capire, hanno un'occasione per dare una dimostrazione come l'andata durante il lockdown, perché sono stati i migliori, sono da medaglia d'oro, lo facciano anche in questa fase. Da qui al 2 di giugno non dico di non andare al bar, ma di farlo in maniera sostenibile, punto. Chiedo la collaborazione delle amministrazioni comunali, dei controllori, di coloro che vigilano, di fare quantomeno un'attività, come si può dire, di accompagnamento e di educazione all'uso della mascherina e al divieto di assembramento. Emiliano, si prepara Milva, Marchiori, Vanzan. Presidente, buongiorno. 200 milioni di aiuti per le zone rosse. Il Veneto è fuori.
ennesimo sgambetto alla Regione del Veneto? Guarda che me l'avete chiesto anche 2 giorni fa. Volevo capire però se effettivamente, perché l'ANCI sta partendo, se anche A me la sembra- Regione alzerà la voce. A me sembra imbarazzante sta roba, no, Emiliano? Se ci pensi, cioè non serve neanche dire il Veneto è stato zona rossa o no, aveva 1832 morti, se non ricordo male, quelli che vi ho letto prima, vi dico, penso che sia lapalissiano che noi siamo stati martoriati dal virus e quindi faccio appello a coloro che hanno ruolo in questa maggioranza di governo, l'opposizione lo fa già, ma chi ha ruolo di interessarsi affinché venga corretto questo errore, che io voglio considerarlo ancora errore perché mi rifiuto, ma veramente ci credo, di pensare che sia una strategia. Si fa togliere i soldi a un territorio che ha avuto 1800 morti, quindi si risolve il problema velocemente. Però le dicevo, l'ANCI so che si sta muovendo, ma non riesce ad avere risposta, per quello ho riproposto il tema e ne parlo con lei. Continuano a asserire che è un governo che non comunica, quindi chiedo, insomma... Ma aspetteremo la alla conferenza Regione stampa se- di sabato, Grazie. ci diranno qualcosa anche su questo. Milva. Allora, leggo qua, è un'agenzia. Prego. A 2 giorni dalla riapertura dei bar, Padova, allora il sindaco Giordani dice chi sbaglia paga. Le sanzioni, lei dice, ai singoli che non vestono bene la mascherina e il sindaco rincara e dice le sanzioni a chi non rispetta e quindi anche gli esercenti, quindi pugno di ferro. Beh, guarda, non è fuori dai sacri crismi, c'è l'obbligo della vigilanza, l'esercente ce l'ha sempre, no? È come somministrare la bevanda alcolica al minorenne, cioè non è che lo puoi fare, non è che puoi dire che va imbriacato da solo, no? Cioè, e quindi l'obbligo di vigilanza in un tema di sanità pubblica è doveroso, quindi facciamo anche qui, io non sono, facciamo le sanzioni agli esercenti, adesso ho degli esercenti che scrivono disperati, e dico ti prego non chiudere, altri dicono, i ristoratori mi scrivono e dicono chiudi i bar, perché è colpa loro, non è colpa nostra. Io non voglio vedere una guerra tra poveri. Qua dobbiamo ripartire, lo possiamo far bene. L'appello che faccio ai gestori di fare, come dice Filippo, una moral suasion, cioè di fare in modo di far capire a sti ragazzi che l'assembramento e il non uso di mascherina sono 2 reati. Punto. Sono 2 infrazioni, non reati. Ma per carità, poi capite che c'è sempre il tema del contagio, che è un reato bello e buono, cioè se poi viene fuori che qualcuno comincia a fare denunce e li porta sul penale, non si sa dove va a finire, lo dico tra cittadini anche, no? Beh, un genitore potrebbe dire mio figlio è andato lì, è partito un focolaio, era l'unico che si metteva in sicurezza, comincia a portare un po' di nomi in procura, cioè va a finire così poi, giustamente, perché è un diritto del singolo tutelarsi. Marchiori Vanzan. Sì, buongiorno Ciao. Presidente. Allora, io torno ad affrontare la questione dei guanti perché siamo subissati proprio di richieste da parte di proprietari di negozi di abbigliamento e calzature. In primo luogo perché appunto lo sappiamo che i guanti non si trovano, ma loro chiedono proprio che venga detto, insomma annunciato, a questo punto approfittiamo di questa conferenza, di poter far fede solamente all'utilizzo del gel che alcuni di loro ci dicono abbiamo in abbondanza. Sì, ma l'abbiamo già detto questo. Il gel è l'alternativa ai guanti, tant'è vero che nell'ordinanza non si impone più l'obbligo dei guanti per i cittadini, ma l'igienizzazione delle mani. Grazie. Poi un'altra domanda. No, Presidente, non è così però. Com'è? Le linee guida, i negozi di abbigliamento esigono i guanti. Ma Loro proprio dicono che è una... stai parlando degli abiti, sì, scusa. abbigliamento e calzature ho aggiunto anche. Avevo sentito parlare di calzature, non avevo No, sentito. anche abbigliamento. Ieri abbiamo Rettifico, affrontato avete ragione. Ieri abbiamo affrontato la questione anche col collega Tosato che parlava dei non vedenti. Però e guarda, abbiamo- se il tema che ponete è questo, io sono convinto che possiamo fare una direttiva assolutamente e sistemiamo sta roba, perché i guanti sono un problema effettivamente. Quindi, L'igienizzazione, lavoriamo su questo. quindi ora gli possiamo dire che insomma a breve avranno... Oggi pomeriggio c'è il tavolo, tavolo e quindi porteremo anche questo quesito. Molto bene, grazie, saranno Prego. contenti. Un'altra domanda che riguarda invece i 60 milioni che sono stati stanziati per la sanità.
un dubbio: sono previsti anche per gli operatori della sanità privata che hanno lavorato? No, pubbliche. Ok, grazie. Prego. Perché non sono nostri dipendenti per quel semplice motivo. Sì, grazie. Alda. Fermo restando che hanno fatto un grande lavoro, però la loro posizione contrattuale è con altri datori di lavoro. Presidente, mi ricollego a questa domanda e quindi dipende dalle strutture private che sono state trasformate in ospedali Covid, perché ce ne sono di strutture private, la Salus, il San Camillo, eccetera. Lì i lavoratori che rischiano di sentirsi di serie B rispetto agli altri di serie A devono prendersela con i loro gestori? No, guardate, noi abbiamo un rapporto con i loro gestori, tanto è vero che il tema dell'ospedale Covid ha garantito, ma attenzione, non si disconosce il ruolo che hanno avuto, per carità. Però voglio anche dire che noi l'ospedale Covid, quando abbiamo detto di svuotare, abbiamo garantito i budget e tutto, non è che abbiamo detto boh, adesso lavorate gratis, cioè loro hanno comunque la copertura del budget, cioè abbiamo fatto quello che si dice il vuoto per pieno. Dopodiché condivido anch'io che ci sia una premialità, però noi abbiamo questo limite, no? Anche se se riuscissimo a metterla in piedi, dovremmo comunque andare attraverso l'accreditamento, non potremmo mai noi intervenire nelle singole posizioni del singolo dipendente, ma dovremmo riconoscere un extra budget all'ospedale privato di turno. Ma allora a questo punto si apre il tema della valutazione degli extra budget e si apre anche un tema di natura economica, ovviamente. L'altra domanda non c'entra con il Covid, ma anche Prego. In parte. Lei ieri in giunta ha portato un disegno di legge Sì. per anticipare da 60 a 50 giorni il termine per indire le elezioni. Sì. Da quello che abbiamo capito significa che se dovesse esserci un'anticipazione della finestra elettorale si potrebbe votare il 26 luglio. È così? No, guarda, allora questo è un provvedimento che abbiamo mandato avanti via del tutto prudenziale, che potrebbe essere anche a perdere, cioè che poi non vede la luce, perché nel momento in cui da qui ai prossimi giorni il governo decidesse di provvedere a un provvedimento di convocazione delle urne, che so per il 26 luglio piuttosto che il 2 agosto, abbiamo l'obbligo di allinearci, vista la ristrettezza dei tempi, con le altre 5 regioni che sono già allineate con i 50 giorni, sono tutte sui 50 giorni tranne le Marche che ha 55 giorni. Noi purtroppo, in questo caso purtroppo, abbiamo i 60 giorni, questo ci mette fuori dai ragionamenti, perché il Ministero giustamente dice io faccio tutti i calcoli, ma c'ho sempre il Veneto che mi tira indietro sui numeri per coinvolgere tutti. Quindi noi abbiamo accettato di mandare avanti il provvedimento, casomai si fa, insomma, da 50. Sì, non penso che ci sia qualcuno che abbia qualcosa da ridire sulla No, era per capire, Presidente, se si è riaperto una discussione. Ma per noi è aperta, anche se non vogliono ascoltare, per noi è aperta e annuncio anche che la ritengo una sospensione della democrazia non andare a votare. Stiamo parlando di Movida, stiamo parlando di spiagge aperte, questa mattina ho incontrato la stampa estera e avrò avuto quanto? Una cinquantina di interventi? 51 corrispondenti. 51 corrispondenti e tutti chiedono del turismo, se siamo pronti, io ho detto guardate che abbiamo una sanità top, siamo covid free, cominciate a ragionare su questo ragionamento, vi aspettiamo, e qualcuno dice no, però a fine luglio non si può andare a votare. Primo, sospensione della democrazia. Secondo aspetto, siccome di mezzo c'è sempre il parere del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale che dà il parere sul fatto che si possa andare, perché da un punto di vista tecnico legale si può andare a votare, ma ci potrebbero essere pericoli, io vi dico che farò l'accesso agli atti su quel parere, perché io mi sono stancato di leggere il parere del Comitato Tecnico Scientifico sui giornali, perdonatemi, lo voglio vedere il parere di chi firma e dice che a fine luglio è un rischio andare a votare, visto e considerato che il governo ha detto che è solo un fatto sanitario, allora andiamo a vedere, no? Bone. Cioè, dicevo, per uscire anche un po' dall'equivoco, certo c'è il tema sanitario che giustamente, come dice lei, sta venendo meno. Credo che le opposizioni, non credo, lo dicono, pongono anche un tema di democrazia, nel senso che loro dicono è una competizione falsata, la competizione che vede il presidente uscente tutti i giorni con la conferenza stampa, con tutti me e gli altri colleghi qui.
e gli altri non possono fare comizi perché c'è il divieto di assembramento, non possono fare eventi pubblici, non hanno la visibilità per ovvie ragioni che ha il Presidente. C'è anche un tema, per esempio non possono raccogliere le firme chi non ha il gancio in Consiglio regionale, cioè Rifondazione che non ha il gruppo deve raccogliere 12.000 firme, non può andare al mercato a chiederle. Mi pare che questo sia un po' il problema insormontabile. Ma intanto per le firme non è la prima volta che le diamo a qualcuno, quindi gli risolviamo noi il problema, prima roba. E non è la prima volta che accade questo, c'è sempre stata una solidarietà per garantire tutte le rappresentanze. 2, il tema è un tema che chiedono tutti i presidenti di regione. 3, la campagna elettorale inizia dalla indizione dei comizi. Se dopo è una colpa essere amministratori rispetto a quelli che lo vogliono diventare, allora ne prendo atto. Io ci ho messo la faccia allora perché le robe sono andate bene, adesso è una colpa. Se andavano male era un vantaggio per l'opposizione o no? Del resto non posso dimenticarmi, non me lo dimenticherò per tutta la vita, di chi ha avuto l'ardore in piena crisi con centinaia di persone in terapia intensiva che morivano, di diffondere dati sbagliati sul fatto che noi avessimo dimezzato le terapie intensive. Ci immaginate che messaggi sono stati dati? E comunque la campagna elettorale ha un suo periodo che è definito per legge, uno se vuole candidarsi utilizza quel periodo per farsi conoscere. Dopodiché non ditemi che non esistono i social, che non esistono altre modalità, perché non ci crede nessuno. Vedo che sono molto, come si può dire, performanti quando c'è da sputtanare. Non hanno tanti problemi di coronavirus. Altre domande? Milva che aveva chiesto, poi la Ilaria un'altra volta. Visto che ha accennato prima Presidente al problema del turismo, allora l'Italia ha deciso che il 3 giugno potrebbe essere la data per togliere le frontiere. Parigi per esempio dice ne parliamo il 15 giugno. Anche a livello europeo non ci sono molte idee convergenti, il turismo si fa se le frontiere sono tutte aperte. Ma io penso una cosa, che sia fondamentale che si apra, ovviamente in sicurezza, è fondamentale che ci sia una regia, cioè io immagino che ci sia un tavolo degli esteri e della sanità a livello europeo che comincia a stigliare delle linee guida, cosa che oggi non sta accadendo. Dopodiché la Francia, leggevo stamattina, c'è una notizia di reinfezione per 70 ragazzi nelle scuole, loro hanno riaperto le scuole, scelta che noi non abbiamo fatto, secondo me dal punto di vista sanitario azzeccata. Per cui è poliedrica la situazione, no? È eterogenea la situazione sanitaria a livello europeo, però io penso che da qui a giugno si possa assolutamente affrontare, cioè trovare una soluzione di minima per tutti. Cioè, ad esempio il tema delle quarantene è insostenibile con il turismo, non è che tu puoi pensare che un turista viene qua e deve mettersi in quarantena per fare le vacanze, perché non funziona così, e viceversa. E Ilaria? Antonella? Sì, Presidente, mi scusi, c'è ancora un po' di confusione, preoccupazione da parte di molti gestori di ristoranti, comunque locali, bar, per quanto riguarda la richiesta di informazioni su chi è seduto al tavolo, ok? Nel senso, sappiamo che magari due conviventi, ne abbiamo parlato anche l'altro giorno con l'avvocato Botteon, possono stare più vicini, eccetera. Però la domanda è: come si gestiscono con la questione privacy? In che senso? Nel senso, loro dicono: noi abbiamo tutto il diritto di poter andare al tavolo a chiedere informazioni sul loro grado di conoscenza, se è di parentela o meno, perché potrebbero essere anche due. Cioè i gestori? Tu dici i gestori? Sì, queste questioni li preoccupano perché loro dicono: noi non sappiamo come comportarci, stiamo navigando a vista, non è che domani ci arriva una denuncia perché ci siamo fatti. Ma sai perché? Perché la visione del legislatore e di chi ha scritto l'ordinanza è quella molto anglosassone, no? Che punta tutto sul senso di responsabilità. Se dobbiamo giocare a caccia a guardie e ladri, cioè, abbiamo perso in partenza, perché se dobbiamo andare a chiedere a tutti vai a letto con Tizio, vai a letto con Tizia, cioè finisce che ci facciamo i cazzi altrui e non c'entra nulla con la sanità, scusatemi, no? Cioè noi non possiamo partire dal presupposto che ognuno che si siede a un tavolo ha qualcosa da nascondere. Penso che sia fondamentale rispettare la privacy di tutti e ovviamente ai cittadini va richiesta di essere assolutamente rispettosi di quello che sono le libertà altrui. Per la libertà di non ammalarsi è una libertà fondamentale. Però volevo dire un'altra roba sulla raccolta di firme, Marco. La raccolta di firme per legge si fa dall'indizione dei comizi elettorali.
e quindi sono i 50 giorni, non è che uno può dire che adesso non può andare a raccogliere, a parte il fatto che le puoi raccogliere anche adesso, però le firme si raccolgono solo in quel periodo, non è che uno le può raccogliere prima. Però mi passa un problema, nel senso che dicono se io devo andare, se tutte le regole che ci sono, non vorrei tediare i colleghi su questioni molto tecniche, ma cioè, c'è un problema proprio operativo, nel senso che con i limiti, il drop, le cose, cioè questo si deve mettere al mercato con il modulo, chiamare la gente, farla firmare. Ma guarda, la firma si raccoglie di solito con il banchetto ai mercati, e il banchetto ai mercati si può raccogliere la firma anche questa mattina, non c'è nessun divieto, nel senso che è rispettato il droplet, sono rispettate le modalità, non è che c'è un problema di coronavirus per questo, cioè è come uno andasse a sottoscrivere, che so, qualsiasi altra roba. E comunque se dovessero raccogliere firme le dovrebbero raccogliere se si andasse a votare per dire, per ipotesi, il 26 luglio, dovrebbero raccoglierle verso metà giugno, 50 giorni prima. Sì, e le liste presentarle Sì, sì, sì. Altre domande? Mi pare che abbiamo esaurito. Prima c'è Alda la Lu? scuola, l'ultima. No, Prego. c'è una roba sulle... Filippo. Ha parlato di scuola, Presidente. C'è un'idea sul calendario scolastico 2020-2021? No, 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 perché dobbiamo capire tante robe su sta roba qui, Al momento no. Perché quella è competenza della Regione? Sì. Filippo, e poi abbiamo chiuso col Presidente che ha altre riunioni. Sì, niente, volevo sapere se c'era qualche aggiornamento sulle ordinanze previste, cioè quella dei centri estivi che si sta avvicinando, mi pare, no? E poi mi pare che l'assessore Bottacin stia lavorando ai provvedimenti sui parchi divertimenti e gli spettacoli viaggianti? L'assessore per noi è un punto di riferimento perché sta seguendo tutta una serie di categorie che comunque vengono giustamente qui a rivendicare anche loro i loro diritti. Abbiamo il tema dei parchi, giusto? Dei parchi, e lo vogliamo introdurre alla volta di questa ordinanza di questa settimana, assieme a tutto quello che sono le scuole, i centri estivi, e poi cosa mettevano dentro? Centri sociali, centri culturali e i musei. Insomma, stiamo costruendo a più mani questa ordinanza. E per quanto riguarda...